Siamo qui con Mugnai, difesa a zona Arcigna e Prato passato in vantaggio nel primo tempo, poi partita combattutissima. Come hai visto i tuoi? Li ho visti molto bene, diciamo una difesa molto solida come hai anche detto te, e peccato per quello che è successo poi nel secondo tempo. Siamo andati a riposo tra primo e secondo tempo su 2-0 in vantaggio nostro, con una buona difesa, pallate addosso, di sacrificio, una buona partita soprattutto di sacrificio infatti dei miei compagni, anche una mia prestazione. E dispiace per il risultato perché ce la potevamo giocare benissimo con i Pumas che diciamo hanno praticamente loro fatto tutta la partita, però noi siamo stati lì senza aver paura, convinti che ce la potevamo giocare benissimo. Infatti l'abbiamo visto in pista, poi purtroppo magari per degli episodi ci sono stati dubbi, molto dubbi, e questo è il risultato alla fine. Per voi era l'esordio stagionale, la prima. Sì, esatto. La prossima affronterete il Camaiore, imposterete lo stesso tipo di partita anche con la rotellistica? Vediamo in settimana cosa ci dice il nostro allenatore. Noi ovviamente cercheremo di fare la nostra partita, come tutte le partite scendiamo in campo sempre per vincere, e ci crediamo sempre e comunque non abbiamo paura di nessuno. E comunque sì, come ho detto, scendiamo sempre in campo per vincere e faremo sempre la nostra prestazione, nonostante magari possiamo vedere che un avversario è magari un po' superiore al nostro livello, ma noi non abbiamo paura.